Purtroppo noi, a differenza della Gran Bretagna e della Germania, per colpa di Salvini, per colpa di Berlusconi e per colpa di Conte, non abbiamo un governo nella pienezza dei suoi poteri, ma in carica per gli affari correnti. Per questo bisogna incontrarsi e sostenerlo per una manovra straordinaria che non deve solo coprire i costi dell'energia almeno fino alla fine di ottobre. Più avanti purtroppo non le può fare, sempre per colpa delle persone di cui ho detto prima, ma che deve anche rimborsare in parte le bollette già arrivate. Questa cosa va fatta ieri, perché il sistema produttivo italiano sta chiudendo e le famiglie non le pagheranno quelle bollette se non c'è un intervento straordinario. Quindi scostamento di bilancio, lo dice anche Salvini, mettere sul tavolo 30 miliardi. Salvini non ha il diritto di dire niente riguardo a quello che il governo che lui ha sfiduciato, con l'italiano più lustre del mondo alla guida, deve fare. Salvini su questo argomento deve stare zitto, se ha un minimo di pudore, dopo aver sfiduciato Draghi in mezzo a una guerra, a una situazione di inflazione e di prezzi dell'energia impennati. Quello che io dico è: c'è un extragettito fiscale, ci sono dei risparmi fatti, cubano tra i 13 e i 16 miliardi, secondo me con uno sforzo in più si può arrivare a coprire non solo tutti gli aumenti fino alla fine di ottobre, ma si può arrivare a rimborsare un pezzo delle bollette pagate, che è quello che bisogna fare. Io voglio capire, Salvini quando viene qua e racconta dell'autonomia, cosa spiega riguardo al fatto che ha fatto cadere il governo che la stava facendo l'autonomia? Ecco, noi siamo qui oggi per dire che anche le persone che hanno creduto nella Lega, magari che pensano che la Lega di Zaia, e io lo penso, Zaia è un buon amministratore, ma signori, Salvini ha messo a rischio l'Italia.